Benvenuti i dobrodošli. Dobrodošli in nostra lingua vuol dire benvenuti. Benvenuti ormai ad una cosa che è diventata una tradizione, ad una cosa che ci unisce e non ci divide, ad una cosa dove ci ancora leghiamo tutti insieme, perché questo è che ci serve. Buonasera ancora e che la pace sia con voi. Bismillahirrahmanirrahim. Neizmjerno sam sretan i dragom Allahu zahvalan što večeras ovdje među nama Allah nas je počastio da dođu izaslanici Reji uleme, profesor Mensur Pašalić, šef Ureda za dijasporu, magistar Mohamed Fazlović. Molim Allaha da im bude ovdje udobno druženje i da se ugodno osjećaju među nama. Dobar večer, selam alaikum. Accoglienza e penso che sia anche un modo per conoscerci e nello stesso tempo continuare il cammino che ognuno con la propria fede, però penso che ci rende anche comunque compagni di un bel viaggio che stiamo facendo. È bello anche vedere come vi impegnate a vivere anche le vostre pratiche, le vostre tradizioni, perché diventa anche uno stimolo per noi cristiani a fare le nostre, perché qualche volta noi italiani siamo un pochettino più leggeri, quindi diventate anche un segno per noi. Grazie di tutto. Grazie. Per me è un onore stasera essere stata invitata qua. Condividere qualcosa con qualcuno significa sedersi a tavola, parlare, conoscerlo e quindi mettere sul piatto anche quello che si è, quello che si vuole nella vita e quello che si sogna. Credo che con questa associazione che stasera è presente abbiamo già fatto tante cose a Costa Volpino, ma in particolare mi piace ricordare il progetto della scuola, perché credo che la scuola di Bosniaco sia un momento molto importante per la vostra comunità, ma credo anche che ogni comunità che vuole investire nel futuro lo fa attraverso una scuola. Buonasera a tutti, ringrazio ovviamente per l'invito. Io sono contentissimo di essere qua perché ormai diciamo che faccio parte un po' della comunità bosniaca, visto che noi angoli abbiamo il piacere di ospitare la sede dell'associazione Lilian. Per noi non è un piacere ma è veramente un onore ospitarla perché si sono integrati veramente alla grande. E l'anno scorso ero già presente alla vostra incontro di questa sera, come questa serata, mi sono trovato benissimo. Il mio amico Ramo dice sempre cose importanti sull'integrazione e io vi ripeto sempre, passo dopo passo, e vedo che questo consiglio che io avevo a lui viene portato avanti perché tutti gli anni, tutti i mesi, tutti gli anni aumentano le amministrazioni comunali, quindi del territorio, che partecipano attivamente alle manifestazioni. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala shuhadai Bosna ridvanullahi ta'ala alaihim wa alaina ajma'in. Zahvaljujemo milostivnom stvoritelju Allahu Đelešanuhu, salatu selam donosimo na njegovu devretliju Muhammed a.s., na njegovu porodicu i ashabe. I mi, plemeniti Bošnjaci, Allahov rahmet i makfiret molimo za duše hrabrih bosanskih šehida, da im Allah podari lijepe džennete. Amine ja rabbal alemin. Draga braćo i sestre, poštovani domaćini, tutti amici, sono molto contento, molto felice di essere stasera